Ora, mentre passava, vide un uomo cieco dalla nascita. I suoi discepoli gli domandarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?» Rispose Gesù: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è nato cieco perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo operare le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva e spalmò il fango sugli occhi di lui. Poi gli disse: «Va e lavati alla piscina di Siloe», che significa inviato. Egli andò, si lavò e ritornò che vedeva. Ora i vicini e quelli che l'avevano visto prima da mendicante dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a mendicare?» Altri dicevano: «Ma no, è un altro che gli somiglia». Egli però diceva: «Sono proprio io». Gli dicevano dunque: «Come mai ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «Un uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Andato e lavatomi, ho cominciato a vedere». Gli dissero: «Dov'è lui?» Dice: «Non lo so». Conducono dai farisei quello che prima era cieco. Era sabato, il giorno in cui Gesù fece il fango e gli aprì gli occhi. A loro volta anche i farisei lo interrogavano come aveva riacquistato la vista. Disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e vedo». Dicevano allora alcuni dei farisei: «Quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato». Altri però dicevano: «Come può uno che è peccatore compiere tali segni?» E c'era divisione fra di loro. Dicono perciò di nuovo al cieco: «Tu, che dici di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi?» «È un profeta», rispose. Non credettero però i giudei che egli fosse stato cieco e che avesse riacquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva riacquistato la vista e li interrogarono. «Costui è proprio vostro figlio, quello che voi dite essere nato cieco? Come mai ora vede?» Risposero i suoi genitori: «Noi sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi. Interrogate lui. Ha la sua età, egli stesso parlerà di sé». I suoi genitori parlarono così perché temevano i giudei. I giudei infatti si erano già accordati che se qualcuno lo avesse riconosciuto come Cristo sarebbe stato escluso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha la sua età, chiedetelo a lui». Chiamarono dunque di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Egli rispose: «Se sia un peccatore non lo so. Io so soltanto una cosa: ero cieco e ora vedo». Gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non mi avete dato ascolto. Perché volete sentirlo ancora? Volete forse anche voi diventare suoi discepoli?» Lo coprirono allora di ingiurie e gli dissero: «Tu sei discepolo di quello là, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma costui non sappiamo donde sia». L'uomo obiettò loro: «Lo strano è proprio questo, che voi non sappiate donde sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è pio e fa la sua volontà, questo lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi di un cieco nato. Se quell'uomo non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla». Gli risposero: «Sei nato immerso nei peccati e pretendi di insegnarci?» E lo cacciarono fuori. Gesù sentì che l'avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse: «Credi tu nel Figlio dell'uomo?» Rispose: «Ma chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai già visto, è colui che parla con te». «Credo, Signore», disse, e si prosternò davanti a lui. Disse allora Gesù: «Per una discriminazione sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono vedano, e coloro che vedono diventino ciechi».
Alcuni farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo forse ciechi anche noi?» Gesù disse loro: «Se foste ciechi non avreste peccato. Ora invece dite: noi vediamo. Il vostro peccato rimane».